onda la rassegna stampa. Aspetta un attimo qua che... Ok, adesso dammi anche l'altro microfono perché ne voglio due. Aprimi anche questo per favore perché qua bisogna fare qualcosa, ok? Quindi ho indossato i miei occhiali verdi storici con maglietta rosa perché quel poco di gay ancora ce lo abbiamo tutti quanti. Perché giustamente la nostra è una radio di quartiere, di famiglia, è una radio, in cui, molto spesso ci scorniamo, litighiamo, cerchiamo di trovare la quadra, sulla buona politica, la cerchiamo la buona politica e molto spesso la troviamo la buona politica. Chiaro che quando succedono queste cose, ieri mezzogiorno, quando l'ho saputo, ve lo dico seriamente, ci conosciamo da tanti anni, non ho parlato per almeno mezz'ora. Per mezz'ora sono stato zitto. Era come veramente se uno si sentisse tradito e ancora quella sensazione di tradimento. È possibile 'sta cosa? Psicologicamente ormai siamo tutti degli psicologi, ragazzi miei, persino quello che, ha fatto il casino a Modena, probabilmente è un po' psicologo pure lui, perché non è matto. Pare che ormai adesso si stia facendo tutto l'opposto di quello che si pensasse si dovesse fare. Son stato zitto per mezz'ora, mi sono chiuso dentro me, che non capita mai che Sammy Varin si chiuda dentro se stesso, tutto per chi? Per chi secondo voi? Me l'hai tirato sul cursore? È sul cursore del mio computer? Per chi secondo voi? Per lei. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso. Io non lo so se state piangendo o se state esultando, state esultando, mi sa, mi sa di sì. State piangendo? Beh, allora se state piangendo, c'è quest'altra, altrettanto potente. Se quello di prima era Neck, un po' più recente, questo è storico, solo per quelli che si intendono di musica, signori. Ciro Sebastianelli! Senti, tu non l'hai mai sentita questa, e senti che roba? Amore spaventato, Laura, lasciami senza fiato, come oggi non è più ieri, è la fine dei miei far l'amore e andare via o stare qui. Beh, Ciro Sebastianelli con Laura, secondo me non la passano neanche a Radio Italia o alla Temiele questa, non la passano, no. Assolutamente. Buongiorno da Sammy Varin. È finita la sceneggiata, basta, arrivederci, a domani. Meglio andarsene. Meglio andarsene. Bravo Francesco, buongiorno anche a te, buongiorno a tutti voi, lo sapete, non siamo seri su questa radio, soprattutto la scelta di Sammy Varin, messo alla rassegna stampa, chiaramente qualcuno se ne sta pentendo amaramente. Buon mattino da Sammy Varino. Sì, Laura Ravetto ha lasciato la Lega. C'è arrivato anche Francesco che mi diceva vuoi parlare della flotilla?
Io che parlo della flottia, ragazzi, c'è infatti Max Ferrari che mi ha scritto: Tajani, che come una Boldrini o una Schlein continua a dar grande importanza a questa sceneggiata per ricchi idioti, ha davvero stufato. A differenza dell'Italietta, altri paesi il blocco navale lo fanno e lo fanno bene. Per cui avete capito che non diamo assolutamente spazio in questa rassegna stampa ai guai della flottia, che poi non sono guai, li sparano i proiettili di gomma, dai, troppo scarso. Si scherza, assolutamente si scherza. Poveri italiani, giusto, hanno lasciato un messaggio, hanno dato un messaggio, ma è vero che non portavano nessun aiuto sulla nave, questo lo dobbiamo capire. Il buongiorno si sente dal Varin e dai vostri messaggin. Sì, ecco il primo messaggio delle 7:33. L'aravetto ha ferito anche me. Cioè, capite, l'aravetto come quello di Modena. Quante coltellate ci ha dato l'aravetto? Ma senti, umanamente comunque era un'amica, abbiamo fatto trasmissioni insieme qui su Radio Libertà, poi l'ho ceduta all'Antonino Danna perché io conducevo la mattina presto e chiaro, è una bella tosta, però vi dico subito, forse non era leghista, semplicemente questo, per quello che c'ho qua, me li rimetto, volete, me li rimetto, gli occhiali verdi, quelli storici della Lega, Lega Marche mi pare, me li hanno donati gli amici della Lega Marche. Diciamo che non era leghista l'aravetto, e molti di voi me lo scrivevano già negli scorsi anni, proveniva da Forza Italia e quindi si è adattata, trovandosi molto bene comunque alle corde della Lega. Chiaro che andando con Vannacci praticamente dirà le stesse identiche cose che dice la Lega, come sta facendo Vannacci, solo dall'esterno, il che è molto molto più semplice. La Lega all'interno del governo sta facendo cose, ma non è così semplice farle, perché c'è qualcun altro poi che tira il freno a mano e la paghiamo, certamente che la paghiamo. A volte viene un po' la sensazione di rompere, rompiamo nel senso di usciamo e ce ne andiamo dal governo, ma sei scemo, manca un anno, tanto scusa, sono le elezioni. Dai, non perdiamo tempo, perché ho una rassegna stampa, lo sapete, con me andate sul sicuro, non pensate di annoiarvi, eccetera. Ho una rassegna stampa assolutamente sicura e siete certi che non avrete assolutamente noia ascoltando la mia rassegna stampa. Come fare per irrompere da noi? Chiamando 340-6709-659, no chiamare, messaggini WhatsApp 340-6709-659, siete sicuri di entrare in onda con me con il vostro messaggio anche audio. Prima di passare ai giornaloni, quelli importanti, diamo un'occhiata alle agenzie della notte. Per fortuna non è successo niente di grave, chiaramente, noi speriamo sempre che non succeda niente. Putin alla corte di Xi cerca garanzie politiche e sbocchi per il gas, e nello stesso tempo il Pentagono che taglia il numero delle brigate di stanza in Europa, meno forze USA anche per la NATO. E anche sul fronte NATO qualche novità o comunque dei movimenti ci sono, e a cercare movimenti e soprattutto a cercare emozioni io vi porto sul vostro quotidiano di riferimento, cari ascoltatori di Radio Libertà, il quotidiano comunista, il Manifesto, che per sole €1,50 scrive muro di gomma. Questo è il titolo principale del Manifesto, un po' moscettino devo dire, e chiaramente si allude ai proiettili di gomma sparati alla flotilla. Hanno anche sparato pallottole di gomma per fermare le ultime barche della flotilla arrivate a 80 miglia da Gaza. La marina israeliana alla luce del sole assalta e sequestra in acque internazionali 400 attivisti. Netanyahu esulta, il governo italiano non condanna. Muro di gomma, con la foto del momento in cui l'esercito israeliano apre il fuoco verso l'imbarcazione della Global flotilla durante l'abbordaggio. In taglio più basso, invece,
Sul fronte riarmo c'è una polemica che è inutile nascondere chiaramente, però capisci insomma che la Lega in questo si è fatta sentire. È stata la Lega, non è stata la Lega, non si sa, però qualcosa si sta muovendo anche sul fronte riarmo, non soltanto sul fronte piccioli soldi da destinare agli italiani, e di questo parleremo alle 11. Alle 11 arriva Massimo Garavaglia, senatore della Lega, che di economia ne capisce. Parleremo proprio di questa deroga al patto di stabilità, gli investimenti fatti finora nel campo dei carburanti, appunto per non farci aumentare troppo la benzina e il gasolio. Parleremo che da venerdì scade lo sconto sulle accise e molti sono preoccupati. Io vi dico subito, tranquilli, non succederà nulla, ok? Non sentirete dolore, che non vuol dire che ve ne facciamo di tutti i colori, ma semplicemente stiamo trovando i soldi, magari anche dal PNRR, e non lo so, lo chiediamo a Garavaglia, so mica Garavaglia. Però che cosa dice il manifesto in prima pagina sul fronte riarmo, sul fronte del famoso 5%? La maggioranza chiede di rivedere l'impegno di spesa al 5%, poi il governo ordina il dietrofront. Così la mette il manifesto, che ricordiamolo è un pochettino comunista. La destra si fa la guerra per il riarmo. Doveva essere un tranquillo martedì parlamentare, quello di ieri nell'aula del Senato. Poi, in una manciata di ore, la discussione sulle mozioni di maggioranza e opposizione in materia di caro energia e agricoltura si è trasformata nel teatro delle divisioni e contraddizioni del centrodestra. La giornata di passione si è consumata sul terreno della spesa militare. I capigruppo di maggioranza hanno depositato una mozione che chiedeva al governo di rivedere gli impegni assunti in sede NATO per portare le spese per la difesa al 5% del PIL entro il 2035. Nel governo dicono nessuno era stato informato del testo. A quel punto è scattata l'ira di Meloni, wow, e Crosetto, wow, che hanno imposto la modifica della mozione. Tra gli alleati sono iniziati veleni e la colpa è stata attribuita alla Lega. Eccolo lì, ragazzi miei. Fatto sta, l'avete capito, insomma, non siamo per niente contenti di aumentare i soldi per il riarmo, per la guerra, eccetera, eccetera, e lo stiamo facendo notare, se è stata la Lega, chiaramente. La sensazione è questa, ma poi la scopriremo anche da altri quotidiani, e naturalmente voglio sentire il vostro parere, cari guerrafondai che non siete altro. Il numero è 340 6709 659 se avete qualche cosa da dire su questo e qualunque altro argomento. Io tra un quarto d'ora inizio a leggere i vostri messaggi. Ma giustamente è o non è una rassegna stampa questa? E la notizia principale della giornata è che ieri è saltata fuori in tarda mattinata, e non è quella della Ravetto che è andata con il generale traditore, ma ci mancherebbe altro, ragazzi. Cioè, la Lega va avanti, la Lega è un'idea che va al di là delle persone. È chiaro, te l'ho detto, umanamente dispiace, soprattutto perché è una persona in gamba, una persona alla quale è stata data in mano la Lega molte volte. Cosa vuol dire? Che è stata la portatrice della voce della Lega molte volte su giornali e telegiornali, quindi certamente la Ravetto non può dire mi hanno messo in un angolino, non mi facevano mai parlare. Assolutamente no, addirittura gli avevamo dato una trasmissione qui su Radio Libertà con Antonino Danna il martedì. Per cui semplicemente, probabilmente è come mi state dicendo anche voi, non era una leghista. E qui naturalmente un grande applauso per tutti coloro, sto applaudendo,
che ci credono davvero nella Lega, che non cercano poltrone ma che portano avanti un'idea senza volere niente in cambio e accontentandosi poi dei risultati quando si riescono a dare segnali importanti non soltanto al territorio dove si vive ma a tutta Italia, perché l'emergenza che stiamo vivendo con i fatti di Modena riguarda tutta Italia e se riusciamo, come sta facendo Matteo Salvini in questi giorni, su tutti i quotidiani si parla di ciò che è accaduto a Modena, se riusciamo a portare avanti una politica che porti un po' più di sicurezza, un po' più di tranquillità a chi vive nel nostro paese, sarebbe una vittoria incredibile. Ribadisco e discoriba, al di là dei risultati elettorali, perché lo sapete, la politica è una giostra, e il momento della Lega, dell'incredibile successo del 35% è passato, non ce ne frega niente, perché quando comunque sei al governo puoi cambiare lentamente, giorno dopo giorno, quell'ingranaggio che gira. È quello che sta facendo la Lega in questi anni. Non lo puoi smantellare perché cadrebbe tutto, non girerebbe più l'ingranaggio, ma si può pian piano modificare quell'ingranaggio che gira. Siamo su Libero. Titolo principale del quotidiano Libero è "Non è matto". L'attentato a Modena, signori, ed eccola qua la notizia, secondo me, la notizia della notizia, cioè non è matto, il GIP smonta la sinistra che diceva che era matto. E naturalmente, guardate chi mi guarda in radiovisione, sui social, cos'è successo? Mi hanno buttato fuori sai, no? Perché leggo i quotidiani che non sono comunisti, ma vai tranquillo, ma io non mollo, ragazzi, e grazie a voi che lo so, ci state dando una mano attraverso il conto corrente postale 37671294, ragazzi, siete grandissimi, o andate sul sito radiolibertà.net. In alto a destra c'è il tastino Dona ora e date una mano alla nostra radio, in questo caso a comprarsi un computer che sia meno comunista. Dicevamo, il GIP ha smontato la sinistra. La giudice ha detto non c'è nessun elemento per ritenere che il gesto di Al-Qodri sia conseguenza della sua patologia psichiatrica. Zittito chi vuole ridurre tutto a un momento di follia. Quindi non era folle, non saranno contente le compagnie di assicurazione, perché se non è neanche terrorismo, e se non è, anche questo uno dice, ma come non è terrorismo? Se non è terrorismo questo che cos'è? E quindi dovranno pagare come se fosse un banale incidente stradale, pensate un po' a questa cosa. Diciamo che ci sono novità ancora una volta da parte di chi fa le indagini, c'era la loro testa, no? Sempre sul quotidiano Libero, un po' più in basso, c'è l'altra notiziuola arrivata ieri sera a proposito di sicurezza, a proposito della feccia che gira intorno a noi. Africano gira per Milano con in mano una mannaia, signori, dà in escandescenze, prende d'assalto un treno armato di mannaia, ma gli agenti della Polfer lo neutralizzano con il taser, quello che Milano non vuole. Meno male che la Polfer ce l'ha e lo può usare, ragazzi miei, E questi vanno in giro con il macete, il macettino da tasca, solo che lui non ce l'aveva in tasca, lo brandiva così come fosse una bandierina. E naturalmente sarà stato pazzo anche lui. Sicuramente. Oh ragazzi, voglio che infiammate il WhatsApp oggi, perché abbiamo tempo. Oggi c'è anche il Magna Magna fino alle 12:30, stiamo insieme tutta la mattina, quindi dovete riempire. Voglio una flotilla di WhatsApp, ecco, di quelli parlerò, ok? Inviate il vostro messaggio, anche audio, anche video, filmate il marocchino con la mannaia, Gambiano, non offendiamo i marocchini, 340 67 09 659. Siamo sempre sul quotidiano Libero, in taglio più basso, il nodo energia, e parleremo anche di quello, signori. Alle 8:45 arriva il deputato della Lega Giampiero Zinzi per parlarci di nucleare, perché ieri Picchetto Frattini sul Corriere ha detto il nucleare serve, non era il Corriere, forse un altro, il nucleare serve, ci serve, ragazzi, ma
Ma cos'è? È da 50 anni che diciamo che ci vuole quel famoso mix, un po' di questo, un po' di quell'altro, un po' di quell'altro ancora. È un po' come quando investite soldi, chi ha un po' di soldi in più e chi ce li ha, forse qualcuno di voi li investe, ma non è che li investi tutti. Tu sai che c'hai un 20-30% dei tuoi soldi che, tra virgolette, non ti servono e decidi di investirli su diversi azioni, cose, pacchetti, eccetera, eccetera, sapendo che, volendo, li potresti anche perdere. Normalmente non li perdi, però magari c'è uno che scende, l'altro che sale e riesci comunque a guadagnarci sempre qualcosa. La stessa cosa, secondo me, deve accadere per l'energia. Cioè, il nucleare ci vuole per forza, ma certo che ci vuole anche l'eolico, certo che ci vogliono i pannelli solari, ma naturalmente ci vuole il gas, ci vuole un po' di petrolio, ma dai, capito? Bisogna fare questo mix, con un bel mix fatto bene, paila, danza, chiaro, tutto bene. Governo pronto a rinnovare il taglio delle accise, scrive Fausto Carioti. O l'Unione Europea capisce la gravità della situazione e allenta i vincoli di bilancio per consentire al governo italiano di aiutare famiglie e imprese, o il governo va avanti per conto proprio. E qui mi fermo perché, ribadisco e discoriba, parleremo di questo sia alle 8.45 con Giampiero Zinzi sul nucleare, sia alle 11 con il senatore Massimo Garavaglia. Entriamo all'interno del quotidiano Libero, ci state? So che vi piace, allora subito dentro, perché a pagina 2 il GIP smentisce la sinistra. Nessuna prova che Salim agì per i disturbi psichici. Allora, il suo avvocato, che guarda caso è un piddino doc, è un insulto piddino doc? No, diciamo che uno che ha lavorato un pochettino con la sinistra, ha difeso tanti problematici immigrati, ma tutti gli immigrati sono problematici, soltanto noi dobbiamo resistere a questa follia di prendere in mano la macchina e falciare la gente. Ah, che fatica veramente. La giudice convalida il fermo, dice non ci sono elementi per ritenere che l'azione sia dovuta a una crisi, con l'auto voleva colpire più persone possibili. Salvini, parole importanti, non bisogna ridimensionare l'atto terroristico, che tuttavia non viene assolutamente citato. Siamo sul quotidiano Libero in taglio basso. Interessante l'articolo di Daniele Dell'Orco che ci racconta i casi in cui si può revocare la cittadinanza. Oggi il permesso si ritira solo per condanne definitive, per reati legati al terrorismo o all'eversione. Duello sulle modifiche. Vabbè. Cosa dobbiamo fare? Cioè, a questo punto, cioè, secondo te, cosa è? Lo shock prodotto dalla mattanza di Modena ad opera del 31enne Salim è ancora insopportabile. La politica si sta interrogando sui provvedimenti da adottare nei confronti degli immigrati di seconda generazione che commettono reati gravi, gravissimi come questo. Avete sentito Salvini che continua, ma anche noi ieri dicevamo che, guarda, che chi la ottiene la cittadinanza italiana la si può anche togliere. Il vice premier Salvini ha riproposto la revoca del permesso di soggiorno o addirittura della cittadinanza nei confronti di chi delinque. Ed è questa la domanda che vi pongo, signori ascoltatori, anche casuali di questa radio. Sareste d'accordo su questa cosa? Che siate di destra o di sinistra non me ne frega niente. Sareste d'accordo? Inviate un messaggio al 340 6709 659. È chiaro che sono situazioni molto diverse tra loro, scrive Libero, sia sul piano giuridico sia su quello costituzionale. Revoca del permesso di soggiorno, della cittadinanza. Il permesso di soggiorno è un'autorizzazione amministrativa che consente a uno straniero di vivere legalmente in Italia per motivi di lavoro, studio, famiglia o altre ragioni previste dalla legge. Ha una durata limitata, può essere revocato o non rinnovato se vengono meno i requisiti richiesti. Tra questi c'è anche l'assenza di determinate condanne penali.
La normativa italiana già oggi consente di negare il permesso di soggiorno o revocarlo in presenza di reati gravi come terrorismo, mafia, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione o altri delitti che comportano l'arresto obbligatorio in flagranza. Diverso, scrive Libero, è invece il caso della cittadinanza. Essere cittadini italiani vuol dire appartenere stabilmente alla comunità nazionale con diritti politici e civili fondamentali come il voto, il passaporto, l'accesso agli impieghi pubblici. In Italia la cittadinanza può essere ottenuta in diversi modi: per nascita da genitori italiani, per naturalizzazione dopo anni di residenza regolare, per matrimonio, oppure in alcuni casi da chi nasce in Italia da genitori stranieri e vi risiede continuativamente fino alla maggiore età. Lo sapete, la potete richiedere a 18 anni. La potete, non è obbligatorio richiederla, infatti molti non la vogliono. La legge prevede la possibilità di revocare la cittadinanza, ma solo in circostanze molto limitate. La revoca riguarda infatti chi ha acquisito la cittadinanza successivamente per matrimonio o naturalizzazione ed è stato condannato in via definitiva per reati legati al terrorismo o all'eversione dell'ordine costituzionale. Non basta quindi una qualsiasi condanna penale per quanto grave. Quindi qui avremmo già la situazione che se non c'è il terrorismo ci fermiamo, ma giustamente questo articolo prosegue e se siete interessati ne parla solo, devo dire, il quotidiano Libero a pagina 2. Tranquilli, c'è l'arcivescovo di Modena che soccorre l'attentatore, Monsignor Castellucci, vicepresidente della CEI, dice è italiano, non c'è un problema di seconde generazioni. Ah no? Non c'è un problema di seconde generazioni? Piango, peggio di quanto fatto ieri con l'Aravetto. Il male può colpire come una Citroen impazzita. Va bene, d'accordo, io c'ho la Fiat 500. Sentila qua, Gambiano con mannaia semina il panico a Milano. Africano di 31 anni, ieri sera con permesso di soggiorno scaduto. Anche qui, capite un attimo, se il permesso di soggiorno gli scade, non viene rinnovato perché probabilmente ha fatto qualche cazzata, questi si divertono ancora di più, fanno quello che gli pare, ma sono fuori legge completamente, capisci? Allora forse è meglio rimpatriarli? Punto di domanda. Praticamente questo africano 31enne con permesso di soggiorno scaduto andava in giro col macete, lo agitava come una bandierina in stazione centrale a Milano, minacciando i passanti, fermato dagli agenti con il taser. E meno male che loro lo potevano usare, perché in città come Milano non è ben voluto da una certa amministrazione, Cosa ne pensate? 340 6709 659. Ragazzi, mi dovete infiammare la macchinetta di WhatsApp quest'oggi, Tra la situazione Ravetto e questa cosa qua, sono robe pesanti. Giro di nuovo la pagina, sono sempre sul Libero, secondo me è il giornale oggi più pieno, anzi posso dire una parolaccia, pregno di notizie che ci piacciono, che vi piacciono, piacciono tra virgolette, perché non vorremmo mai leggerle, ma sono quei giornali coraggiosi che ti mettono davanti agli occhi la realtà delle cose. Altra realtà delle cose, signori, è una realtà bella. A pagina 7 di Libero sono usciti i dati di Frontex sui migranti e sono usciti i veri numeri. Gli sbarchi sono in calo del 46%. Nei primi mesi del 2026 crollati gli ingressi dal Mediterraneo centrale e invece in Spagna gli arrivi crescono del 50%, che non è una buona notizia. Tu dici, tanto sono da loro. Se hai visto cosa ha fatto la Spagna? Li regolarizza, avanti c'è posto. Le hai viste le immagini dei ciabattanti in giro per le strade spagnole? Io ho fatto un salto, sembrava la Sardegna. No, ero in Spagna, che entravano belli, tranquilli e andavano a cercare chiaramente la regolarizzazione. Una volta regolarizzati, cucù, se non gli piace la Spagna, vengono da noi.
e non ce ne liberiamo più, a meno che non portiamo avanti le idee della Lega, e quindi chi si macchia di gravi reati, non è che se rubi una mela ti caccio dal mio paese, se ti macchi di gravi reati te ne ritorni al tuo paese. Siete d'accordo su questa cosa? Ieri, quando mio figlio Elia ha sentito la notizia, si è fermato, si stava facendo dei wuster alla griglia, si è fermato e ha detto: meno male! Capite? Capite di chi è figlio Elia? Che figlio? Lascia stare, va. C'è la pausa, sì, buongiorno. Fascination, Giovanni Marradi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Non è male questa versione di Fascination con Giovanni Marradi, che ci viene a trovare ogni settimana con un pezzo diverso, e sono ormai nostri amici questi musicisti. Ogni settimana li alterniamo con vari pezzi.
tutti artisti indipendenti, tutta roba buona che non fa parte del circuito importante che va in onda su RTL o su Radio Italia. No, anche perché questi pezzi strumentali aspetta e spera che vengano trasmessi. Bravo Giovanni Marradi con Fascination alle 8.04. Buonasera anche a chi ci segue in replica la sera, certo, dalle 20 alle 21, il meglio e il peggio di questa rassegna stampa. Se vi siete persi l'entrata, la ritrovate andando nel podcast di Radio Libertà dopo le 9.30, oppure andando, perché no, sulla pagina Facebook e il canale YouTube di Radio Libertà. C'è la diretta, mi vedete quest'oggi con una maglietta vosa rosa, no? Però guarda qua, mi sono portato gli occhiali verdi storici di Sammy Varin, ok? Perché questa è una giornata importante tra tradimenti e traditori, tra finti leghisti che entrano ed escono, che passano da Forza Italia alla Lega, manca solo il PD certamente, ma è come se fossero nel PD, perché quelli del PD chiaramente ci ridono di questa cosa. Forse sì, bisogna applicare quello che dico sempre, anche parlando di musica indipendente. Forse dobbiamo cercare la genuinità anche nelle persone, anche nei politici, nei rappresentanti politici. Ci manca tanto il pesce di Bonanno? Punto di domanda? Che ne pensate? 340 6709 659, aveva una comunicazione potentissima il compianto Bonanno, assolutamente sì. Però siamo d'altronde nel 2026 e insomma l'esempio di Vannacci come comunicatore è innegabile, e il fatto che io sia ancora innamorato di Vannacci nonostante lo consideri uno sporco traditore è lì sotto gli occhi di tutti. Siamo innamorati come se fosse una fidanzata che ci ha tradito e è andato con quell'altro, anche la Ravetto la stessa cosa, e noi siamo qua come dei babbi. Peccato che qui siamo in politica e le idee vanno avanti comunque, quelle della Lega vanno avanti e ci vengono scopiazzate da chi si inventa un partito parallelo che, te l'ho detto, serve solo a far sorridere la sinistra. 340 6709 659. Ciao Sammy, i traditori aumentano? La Ravetto da Forza Italia alla Lega e ora Vannacci avrà avuto la garanzia di rimanere in Parlamento, cosa che in Lega non poteva garantire nel calo di voti. Ma senti, secondo me c'è meno probabilità di essere eletta da quella parte, secondo me. E nella nostra radio che veniva a parlare nascondendo malumori verso la gestione Lega, dove avrebbe potuto esprimere dissensi e poi esce, quanti furbi. Vero, e su questo sì, quanti furbi, e su questo non posso che essere d'accordo. Flotia, mi auguro che le imbarcazioni vengano sequestrate e date al popolo israeliano o messe all'asta, così smettono di giocare e poi penseranno al movimento che vogliono. Creare per elezioni 27 dopo girotondi e sardine, nulla di nuovo, solite strategie per ragazzini. Ancora, il governo con la Lega ci sta portando mano a mano verso un disastro immane che distruggerà l'Italia. Si è svegliato di buon umore questo, Vorrei dire la mia, ma forse quella della stragrande maggioranza degli italiani sull'enorme aumento delle spese militari. Non nel mio e nel nostro nome. Quelle risorse siano destinate in primo luogo alla sanità pubblica, poi a istruzione e ricerca, altrimenti farebbero come quello che non arriva a fine mese, ma si gioca i 2 soldi che ha alle slot machine. Bravo Andrea da Certaldo, Firenze. Il problema è che si fa parte di una comunità. Hai visto che ieri qualche segnale c'è stato sul 5% di spese militari alla NATO e quelle cose lì. È chiaro che poi la sinistra dice ecco il governo non sono più d'accordo e qui ci sono dei malumori, posso dirlo che ci sono dei malumori e la Lega è quella che ha un certo malessere su questo fronte, visto che scadono le accise venerdì, ma per fortuna, la canzoncina la stiamo cantando da qualche giorno, come fa? E per fortuna che c'è Giorgetti, e Giorgetti è una garanzia. Non sarà un simpaticone, non avrà quel carisma, eccetera, ma è un dio. Dio Giorgetti, il prossimo Presidente della Repubblica, chiaramente. E quindi di lui ci possiamo assolutamente fidare, sfidando
Quindi fidare sfidando l'Unione Europea sul famoso patto di stabilità, sforamenti vari, magari c'è un PNRR che avanza. Fammi vedere nel piatto. Ti è avanzato un po' di PNRR? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è quella robina qua? Siamo un po' deficienti. È l'effetto Ravetto. Non ho dormito stanotte. Ciao Sammy, che dire a proposito di Laura Ravetto? Che delusione. Anche se deludente, credo, anche per Antonino Danna che conduceva il programma con lei. Ma certo, Luigi, assolutamente sì. Te l'ho detto, io ringrazio che non lo conducevo più perché sono passato a miglior vita, veramente a peggiore, perché mi fanno svegliare alle 5 del mattino per fare la rassegna stampa, ma per un po' di mesi ho condotto io la trasmissione con Laura Ravetto e ci divertivamo molto, perché comunque io la facevo arrabbiare mettendogli sul tavolo argomenti anche potenti come faccio io di solito, e lei cercava un attimo di tradurli in un qualcosa di più radiofonico. Una delusione l'uscita della Ravetto dalla Lega, che a differenza di tante donne del partito ha avuto grande spazio e libertà. Vero, te l'ho detto, è stata portavoce delle idee della Lega, molte volte usciva dal Parlamento, andava dai giornalisti e diceva quello che la Lega pensava. Quindi l'ultima cosa che può dire è che non gli abbiamo dato abbastanza responsabilità. Chiaro che magari lei voleva qualche poltrona in più, eh? Fortunatamente abbiamo ancora tante donne e uomini validissime, ma certo, ma su questo non ci piove, seri e onesti, che non cambieranno mai casacca per un po' di visibilità. Ma certo, io mi rimetto, guardatemi in radiovisione, i miei occhiali verdi. Oggi, guarda, sembro il cieco di Sorrento. Oggi vado in giro con gli occhiali verdi, non si vede un cazzo, devo dire, però no, conduco la rassegna stampa con gli occhiali verdi, va bene? Quindi che non riesco più a leggere, adesso vedo tutto l'ennesima delusione da parte di persone mediocri che avranno vita breve politicamente parlando e che dimenticheremo presto grazie alle tante persone serie che ci rappresentano e che abbiamo votato. Grazie davvero anche a Carla. Sammy, è evidente, indiscutibile che la Ravetto vola di fiore in fiore alla ricerca di maggiori poteri e introiti, perché cambiare partito per portare avanti le stesse cose che lascia lo dimostra con evidenza. Mi chiedo, Ivan Acciani, a quali altri gruppi potranno o vorranno mai aggregarsi? Solo a quelli di bocca buona, disposti a tutto pur di acquisire voti? Mi viene in mente qualcuno di sinistra, oppure ai mini gruppi creati da coloro che hanno già tradito la Lega da tempo. Che vergogna! Aborro gli opportunisti. Brava anche Luciana da Muggio, ne è stata, continuate a scrivere, tanto oggi te l'ho detto, fino alle 12:30 sono qua, c'è anche il Magna Magna, quindi non me ne vado, leggerò sicuramente i vostri WhatsApp nel corso della mattinata. Sono su Libero, altra notiziona ona, roba Lega, di cui se ne deve occupare la Lega, e per farlo, ragazzi, abbiamo bisogno anche di voi a questo punto, perché se cominciano adesso a agitare le sirene, no, eccetera, e la gente comincia ad andare in altri partiti attirata da chissà che cosa, eccetera, i risultati non arrivano più. Lo diciamo, i risultati non arrivano più. Facciamo la fine della sinistra con il campo largo litigioso che non decide su una beata fava, ok? Sì, lo devo dire. È un errore madornale, ragazzi miei. Si sta nel partito, si sta nella Lega, malumori, mal di pancia, ci sono le pastigliette, che cacchio, oggi si cura troppo e si portano avanti anche le tue idee, ma quando si ha le stesse identiche idee sei solo un pappagallo. E una di queste problematiche sono i bambini in moschea. Perdonami, questa cosa strisciante, perché non ne sentirete parlare nei telegiornali, ma che è successo ad Ancona. Bambini in gita alla moschea, quinta elementare! Naturalmente la denuncia è della Lega. Ancora alunni costretti a subire iniziative ideologiche. È una moda. Ancora una scuola che porta gli studenti, non è la prima volta, gli studenti in viaggio di istruzione in moschea. C'è un tempo si andava a visitare la centrale del latte, al parco, a vedere gli animali. Adesso li porti in moschea.
A denunciare l'iniziativa della scuola primaria Alessandro Maggini di Ancona per 2 classi quinte presso la Moschea della Fratellanza di Ancona sono Silvia Sardone, vice segretaria della Lega, Giorgia Latini, deputata e coordinatrice regionale del Carroccio nelle Marche. Ancora alunni costretti a subire iniziative ideologiche, ancora istituti che si piegano al disegno di islamizzare la scuola italiana. Sardone e Latini sottolineano che si tratta di un'abitudine consolidata da anni per questa scuola, che ormai ogni anno porta le classi quinte in un centro islamico. Mi viene da stare male solo a pensarci. Mi fermo, ma ne parla solo il quotidiano Libero quest'oggi, ragazzi. Roba buona su Libero, consiglio l'acquisto, perché purtroppo sono cose che accadono a cui non si dà importanza, ma lo sai, ci si trascina poi in queste cose pericolosissime dal punto di vista ideologico e non soltanto. Pagina 9, certo, la notizia delle notizie: Ravetto molla la Lega e va con Vannacci, dal capitano al generale. Fanno anche gli spiritosi sul Libero. L'ex sottosegretaria che aveva iniziato con Silvio Berlusconi finisce nel gruppo di FN alla Camera. L'ex Parassi pavoneggia sui social, Salvini la ignora. Vero, Salvini non ha detto assolutamente nulla, Claudio Borghi Aquilini ha detto qualcosa dicendo che chi non ci vuole non ci merita, ma è vero assolutamente. Ribadisco e discorriva, se ne andasse da qualcuno che ha delle idee diverse, perché non sono più le mie idee, le idee della Lega, sai, la solita frase che si dice, potrei anche dargli un minimo di ragione, ma vai da qualcuno che ha le stesse identiche idee della Lega, con i nostri soldi, con i soldi che gli avete dato voi eleggendola, sinceramente, quando è che la facciamo quella legge che non si può fare il salto della quaglia? Che ne dite? 340 6709 659. Paginone, signori, paginone sul quotidiano Libero per la Ravetto che è andata con Vannacci. Più importante certamente invece a pagina 11 l'annuncio di Giorgetti, pronti a prolungare il taglio delle accise. Che ti dicevo? Mago Giorgetti, perché bisogna essere davvero maghi in questi casi, tirare fuori i soldi che non ci sono, capito? Lo sconto sui carburanti sarà varato nel Consiglio dei Ministri di venerdì. Quindi non abbiate paura, voi che girate per lavoro, soprattutto voi col diesel, tranquilli, ce la facciamo anche questa volta. Chiaramente è caccia alle coperture necessarie anche per gli interventi in favore dell'autotrasporto. Ci sono gli amici dell'autotrasporto che sono pronti a scioperare. Da Bruxelles aperture sulla deroga chiesta dall'Italia, quindi dopo la lettera di Meloni alla von der Leyen la stanno leggendo. E cos'è tutto sto silenzio? È una notizia. La stanno leggendo la lettera della Meloni. Guarda che l'hanno detto proprio così. La stiamo esaminando, hanno detto esattamente. Venerdì sera ci sarà un Consiglio dei Ministri in cui saranno varate alcune misure per l'autotrasporto. C'è poi da rinnovare lo sconto sulle accise. Stiamo cercando le coperture finanziarie, ha detto Giorgetti. A proposito di questo, alle 11 abbiamo il senatore Massimo Garavaglia questa mattina che ci darà tutti gli aggiornamenti su questo fronte, ed è uno che lui e Giorgetti praticamente sono la stessa cosa. Ebola! Ma ci mancava, come mi mancava Ebola. Era da tanto che non arrivava, adesso è tornata Ebola, sì, è arrivata anche la circolare del Ministero della Salute. L'OMS vede nero. E non tirar su l'occhio, se Francesco quando dico nero subito si risveglia. Nero nel senso che un futuro cupo, nuovi vaccini, chiusure, capisci? Controlli sui cooperanti che ritornano in Italia. Il virus Bundibugyo, ok, Bundibugyo, dilaga tra Congo e Uganda. Non scherzare, Semmioni, qui ci sono morti, mancano vaccini ad hoc e terapie, ma dai. Il tasso di letalità è salito dal 30 al 50%, dichiarata l'emergenza.
come è accaduto con il Covid-19, i focolai nascono lontano ma mettono in pericolo tutti, anche chi si sente al riparo. Dobbiamo fare un po' di autoerotismo? Sto tamburellando. Ci risiamo. Il virus Bundibugyo, una variante di Ebola rara e insidiosa, ci costringe di nuovo a misurare mentalmente le distanze tra un villaggio, una capitale, uno scalo internazionale e noi, sperando che non arrivi mai, anche perché non esiste un vaccino approvato né terapie specifiche. Ok, benissimo, malissimo, ne parla oggi un paginone, il quotidiano Libero, pagina 18. Giro la pagina, ragazzi, c'è roba buona oggi sul Libero, non ci resta che fare un bel esorcismo, ed è allarme anche per gli esorcismi. Oh cazzo, ma neanche un esorcismo si può fare, perché adesso li fanno con l'intelligenza artificiale, il diavolo e i computer. I rituali fai da te sono sempre più aiutati dalle nuove tecnologie, scrive oggi Libero, ma esperti e sacerdoti spiegano che, oltre che inutili, possono essere anche pericolosi. Attenzione, le esorci non ci sono più i belli esorcismi di un tempo, quello indiavolato che ti vomitava addosso tutto quanto, i bei film che abbiamo visto. Adesso c'è l'intelligenza artificiale, chissà che cazzo combina l'intelligenza. Bene, ma questa è una curiosità, chiaramente siamo un po' leggeri perché oggi abbiamo bisogno di leggerezza, un po' meno leggeri e incazzati perché se andiamo nel panino milanese del quotidiano Libero, a parte il centropagina Sala si è rotto del PD e i dem di lui, a un anno dalle elezioni volano gli stracci in maggioranza, il sindaco amareggiato per il voto su Tel Aviv e le parole improprie, la replica stiamo pensando alle elezioni e loro ci stanno pensando davvero, attenzione perché c'hanno il candidato, e la polizia locale è in rivolta proprio a proposito della mannaia che ha agitato l'amico Gambiano ieri sera in stazione centrale, fottendosene chiaramente di tutto quello che c'era intorno a lui, della paura, della pericolosità, eccetera. La polizia locale adesso è in rivolta perché Milano non vuole i taser, ok? Ne parla Enrico Paoli solo sul quotidiano Libero, che è da acquistare, non so se l'avete capito, è roba veramente interessante quest'oggi. Chiaro che io so che il pubblico di Radio Libertà, di Semivarin, è vario e variegato e per provare nuove emozioni, giustamente, dobbiamo fare un girettino anche sui giornali meno vicini a noi. E allora, cosa votate? Repubblica o La Stampa? Non mi tirate fuori l'Unità, per favore. La Sastà oggi anche non c'è niente di eccitante. Andiamo sulla Stampa. Il quotidiano La Stampa apre naturalmente con la notizia che tutte le persone di sinistra hanno come prima notizia appena si svegliano: la flotilla. Solo lei può mettere a posto tutti i problemi degli italiani. Ci vorrebbe una flotilla, ma ce l'abbiamo ormai sotto casa, è una flotilla di gentaglia che ci violenta, ci deruba, va in giro col macete. Questa è la flotilla che dobbiamo toglierci veramente dalle palle. Tiro alla flotilla, titola oggi il quotidiano La Stampa. L'esercito israeliano spara contro le barche, 29 italiani fermati, la Farnesina protesta, non si è fatto male nessuno, ci mancherebbe altro, però giustamente è stato un attacco piratesco. Putin in ginocchio da Xi Jinping, scrive il quotidiano La Stampa. Oggi il vertice in Cina, Iran, il pressing di Trump, l'accordo va chiuso entro domenica. Siamo sempre sul quotidiano La Stampa, sull'attentato di Modena. Cittadinanza agli egiziani eroi. Tajani sfida Salvini, quindi punire o premiare, togliere la cittadinanza a chi delinque o concederla a chi salva vite. Nel centrodestra, il caso di Modena si trasforma nell'ennesimo scontro tra Salvini e Tajani e stavolta la faglia è profonda, quasi filosofica, scrive Del Vecchio oggi sul quotidiano La Stampa. Ma chiaro, perdonatemi, io non sono di Forza Italia, tessera RIA della Lega del 1987,
7, ero a Pontida sulla catena, ero sul Po a fare la catena con una, no, non era la mia attuale moglie, era un'altra fidanzata, e poi chiaramente non ho perso una Pontida. Chiaro che io gliela darei la cittadinanza onoraria a questi che hanno fermato il pazzo, ma non era pazzo, con il coltello, eccetera. Chiaro che gli diamo una medaglietta anche a quell'altro che si è beccato la coltellata e che è riuscito a fermarlo, capito? Cioè, il discorso, ragazzi, è che siamo davvero lì sul crinale, stiamo per precipitare nella situazione francese, nelle banlieue francesi, siamo in bilico sul precipizio, c'è ancora speranza, scritto minuscolo, però dobbiamo crederci, dobbiamo applicare davvero le nostre leggi, aggiungercene di altre, dimostrare che chi non si comporta bene veramente viene rimpatriato, veramente perde la cittadinanza, ma non basta perdere la cittadinanza, il problema è che se gli togli la cittadinanza, quelli continuano a ciabattare qui, capisci? E allora il prossimo verbo è quello della remigrazione o del rimpatrio, che non è così semplice perché ci vogliono i soliti accordi, come cantava la canzone, e ci vuole personale perché rimpatrio non è che gli puoi dire tieni vai, no, bisogna riaccompagnarlo lì. Però tutto si può fare volendolo fare. E all'interno del centrodestra c'è la Lega che propone questa cosa. Sì, ci sono anche quelli del generale Vannacci che pappagallano le stesse cose che dice la Lega. Chiaramente se stavano in Lega magari riuscivamo un po' meglio ad avere risultati, così facendo, inframmezzato, siamo diventati come il centro-sinistra, un campo largo che ogni tanto si unisce ma poi ognuno si fa i cazzi suoi. Vergogna, vergogna, vergogna. Fatto sta, signori, cittadinanza agli egiziani eroi, assolutamente sì, dimostrano che c'è ancora speranza, ma soprattutto diamo un qualcosa di grande a chi ha avuto il coraggio di dire l'Italia non è morta. E questa è la frase più bella, ditemi se non è vero. 3406709659. Devo rimettermi gli occhiali verdi? Li metto e non c'è problema. Siamo pericolosamente ancora sul quotidiano La Stampa, perché in taglio basso oggi c'è non riesco a dirlo, Rula Gebral, quella sempre abbronzata, lei è fortunata, dai scherzo, Rula Gebral, che dice la Lega li vuole deportare, perché una delle traduzioni certamente di remigration è anche deportazione. La vera svolta contro estremismi, violenza razziale, radicalizzazione si ottiene con più integrazione, collaborazione e alleanza con le comunità, dice La Stampa Rula Gebral, giornalista e scrittrice italiana di origine palestinese ed esperta di politica internazionale. La sua analisi incrocia passato e presente. Chiaro, è peccato che ci sia qualcuno che non si vuole integrare, che rifiuta l'integrazione o che fa finta di essere integrato applicando ciò che prevede la sua religione, ovvero la taqiyya. E oggi se ne parla di taqiyya su qualche quotidiano, non certo sulla Stampa, che penetriamo assolutamente sì, perché ci siamo. Si parla di un argomento importante, l'energia, perché l'Unione Europea valuta la proposta dell'Italia ma frena sulle accise. Al G7 di Parigi il pressing di Giorgetti, e per fortuna che c'è Giorgetti per convincere l'Unione. Procaccini di Fratelli d'Italia, ora vediamo come andrà il Consiglio europeo. Attenzione, a proposito di Europa, domani, giovedì alle 9, avremo il capodelegazione della Lega in Europa, Borchia, e proprio con lui faremo esplodere piccoli petardini su questo fronte e su altri, perché la Lega ha voluto portare in Europa anche l'argomento Modena, ok? E mi aspetto sicuramente un po' di allegria in questo discorso di Borchia domani alle ore 9. Spese sulla NATO, testa coda a destra, ira di Crosetto e Meloni sulla mozione. Dietro fronte imposto da Premier e Ministro sulla revisione del 5%, voluta dalla Lega e firmata da Fratelli d'Italia.
revisione del 5%. Quindi non dite che la Lega non fa niente. Il dietrofront del dietrofront, ci puoi anche scherzare, certamente, a quel punto, cioè, se passava l'Europa ci telefonava dopo 5 minuti, chiamava anche me. Una mozione amputata, che brutto termine, sapendo cosa è successo a quella signora, prima ancora di fare il suo ingresso nell'aula del Senato. I prezzi dell'energia e la trattativa fin qui fallimentare con l'Europa ha creato una vera e propria nevrosi tra i partiti del centrodestra, inciampati in un pasticcio sulle spese militari che rivela tutte le difficoltà del governo di Giorgia Meloni in questa fase. Ma non sono difficoltà, semplicemente c'è uno scazzamento su continuare a dare soldi in un momento del genere per le armi. Cioè, ma non lo capite, amici di sinistra? No, Una giornata caotica che finisce tra i sospetti degli alleati e un accusato, Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega a Palazzo Madama, che a sua volta punta il dito contro Forza Italia. E qua mi fermo, anzi vado avanti ancora 5 righe. In sintesi succede questo: la maggioranza propone una mozione che chiede il ridimensionamento dell'impegno NATO, che prevede di destinare il 5% del PIL alle armi, come pattuito con Donald Trump un anno fa durante il vertice NATO dell'Aia. È una clamorosa sconfessione di quanto sostenuto fin qui dalla Meloni, che la Premier si troverebbe a dover giustificare di fronte al presidente americano tra poco più di un mese al prossimo summit dell'Alleanza Atlantica. Quindi loro lo apprendono dai siti, dai lanci di agenzia, Crosetto e Meloni, e si arrabbiano, quindi a quel punto c'è stato un passo indietro. Che ne pensate voi? Mi fate un messaggino al 340 6709 659. Fa bene la Lega a essere di governo, sì, ma anche di lotta, portando avanti quelli che sono in questo momento gli interessi degli italiani, cioè riuscire di arrivare alla fine del mese con questi rincari pazzeschi e quindi cercando di portare via un po' di soldi per le armi, almeno in questo momento. 340 6709 659. Restate lì, perché tra poco c'è non riesco a dirlo, cosa c'ho io stamattina? Rula Gebral, non vorrete mica perdervela, Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Pressione atmosferica e rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito,
e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso, se chiamate subito lo 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. È chiaro che se volete una mattinata frizzante, questo album è da ottenere. Certo, ci viene a trovare ogni settimana Ako Bocina, il mandolinista e chitarrista mediterraneo che ha appena pubblicato un album, Son of the Wind, e sarà ospite sabato 6 giugno da Auretta Pierotticei alle ore 13 nella trasmissione L'angolo della musica classica. Ako Bocina con Faena, lo trovate facilmente su tutti gli store digitali, trovate l'intero album persino su YouTube. Il buongiorno si sente dal Varin, benvenuti su Radio Libertà, Sammy Varin in vostra compagnia ogni mattina dalle 7.30 alle 9.30, poi ancora dalle 11 a mezzogiorno, e oggi che è mercoledì anche fino alle 12.30 perché è tutto un magna magna con feste, sagre, appuntamenti per il weekend. Ricordate che potete sbirciarci su Facebook, su YouTube, sulla pagina di Lega Salvini Premier, cercando appunto Lega Salvini Premier, non potete non vederla, non ce la bloccano mai quella pagina, chissà perché ha milioni di follower, e chiaramente ci potete ascoltare in tutta Italia nella banda DAB della vostra autoradio, quindi se viaggiate molto, non volete usare i gigabyte del telefonino o non siete capaci di collegarlo all'autoradio, nessun problema, schiacciate DAB sulla vostra autoradio, ma anche se siete a casa, se avete un'auto recente, una radio recente, c'è la banda DAB, schiacciando DAB poi girate, perché ci sono tutti i nomi delle radio, compaiono, siamo in ordine alfabetico, cercate Radio Libertà in tutta Italia, ci potete ascoltare tranquillamente. La Lega si serve, della Lega non ci si serve, ecco uno dei tanti WhatsApp al 340 6709 659 per commentare quella che è tra le notizie del giorno, che la deputata Laura Ravetto ha lasciato la Lega per il generale Vannacci. Buongiorno, rimango sconvolta e basita per la notizia che avete dato della Ravetto. Sembrava così una perfetta innamorata leghista?
questa comprova che la legge va cambiata. Non ci si può fare leggere con un partito e poi saltellare qua e là prendendo in giro chi aveva fiducia in te. Esci fuori e aspetti il prossimo treno e non vieni più pagato. Ma che ci fate a chi viene da voi e poi vi lascia e carapina? In questo caso gli abbiamo dato tante responsabilità, addirittura diventava una specie di portavoce della Lega. Quando c'era da dare una notizia la dava lei uscendo a parlare con i giornalisti. Quindi sinceramente rimaniamo tutti basiti anche su questo fronte. Semplicemente la mia risposta è: non era una vera leghista. Laura Ravetto, essendo venuta da Forza Italia, è come Vannacci. Una che ama fare il saltimbanco nella politica. Spero che i leghisti non li votino. Mandiamo i buffoni a lavorare al circo. Votiamo di nuovo in massa Lega per ottenere finalmente la realizzazione dei nostri progetti. È vero, anche perché, ragazzi, l'avete visto, come nel caso di questo signore di Modena, alla fine aveva ragione Salvini. O no? 34067096596, sono inondato di messaggi, ce n'è anche uno audio, sentiamo cosa dice, sentiamo. Il Gambbiano, nonché africano, per spacca Milano con il cazzo in mano e la mannaia dell'altra mano. Non esageriamo, assolutamente, però diciamo che il Gambbiano con il macetino in mano, che poi ho sentito che arrivava pure da Modena, pure questo, no? Diciamo che ha dato un ulteriore momento di terrore ieri sera sulle agenzie. Cercate la notizia, oggi ne parla anche il Libero. Tenere o togliere la cittadinanza non ottiene nessun risultato ad un Maranza che se ne fotte di leggi e regole civili. Vanno remigrati e basta, e su questo sono d'accordo anche io. Il primo passo comunque sicuramente è togliere la cittadinanza anche a chi se l'è conquistato nascendo in Italia, arrivando ai 18 anni eccetera, però cioè un foglio di carta non ti dà nessuna cittadinanza, c'è scritto ma non sei cittadino, non ami davvero la tua terra, non comprendi la tua terra se ti rifiuti di amarla e di comprenderla. Ciao Sammy, non ho sentito cosa ha fatto la Ravetto, invece per altro argomento per me bisogna togliere la cittadinanza e fuori dalle palle, non se ne può più. Brava Dani, non sentire neanche queste cose che proprio sinceramente ce ne occupiamo, perché la nostra è una famiglia, Laura Ravetto faceva parte anche di questa radio e quindi sai, quando c'è una dipartita di questo tipo è morta politicamente. No, non è morta, però capisci, una che se ne va dalla Lega è per noi una dipartita e dal punto di vista sentimentale ci dispiace, capisci? Ho capito, si fanno passare per matti terroristi islamici, così le assicurazioni sborsano meno risarcimenti e qualcuno riceve una mancia competente, caro Gian. Sì, ma in questo caso però effettivamente se non è terrorismo dovranno pagare le assicurazioni, sempre che avesse la patente in regola e avesse pagato il bollo. Secondo voi il bollo l'ha pagato il terrorista islamico, certo. 34067096596, scrivetemi ragazzi, oggi voglio veramente affogare nei vostri messaggi WhatsApp su qualunque argomento. Questa radio è un laboratorio politico importantissimo. Tanto che vi porto sulla Stampa. Vi dicevo, Tajani sfida Salvini, no alla revoca, premiamo gli eroi. Avete notato che ogni volta che parla Tajani dice la stessa cosa che dice la sinistra sul fattaccio di Modena: solidarietà ai feriti, ai colpiti e complimenti a chi ha aiutato. Dice solo queste cose. Ci mancherebbe, anche noi solidarietà eccetera. Certo non andiamo a pubblicare la foto della tipa con le gambe spezzate, cioè che schifo, ma perché fare queste cose? Così facendo lo so che i nostri ragazzi si vedono delle serie ancora peggiori, ma poi non distinguono più il vero dal falso, capisci? La realtà dalla fantasia. Questa è la cosa più grave. Anche gli episodi di violenza più brutale vengono catalogati come una cosa normale dai nostri giovani. Il leader leghista insiste: via il passaporto a chi delinque, scrive oggi la Stampa, ma gli alleati frenano e tra gli azzurri si torna a evocare lo
Ius Italie, vai, cioè capisci? Tu dici, ma come si fa a lavorare con gente del genere? Ah sì, allora vado fuori dalla Lega, vado con Vannacci. E che cazzo fai con Vannacci? Cioè, ragazzi, è una battaglia quotidiana, ma bisogna restarci al governo, bisogna restare nella Lega, altrimenti non vali più nulla, fai il pappagallo. Siamo sulla Stampa d'altronde, e cosa pensate? Che non facciano polemica su questa cosa? Infatti il riquadro più in basso, ora il carroccio insegue Vannacci e Ravetto trasloca dal generale, avete capito? Ora il carroccio insegue Vannacci, la retorica anti-immigrati superata dalla remigrazione di FN, cioè ragazzi, noi sul palco di Piazza Duomo e cosa abbiamo gridato qualche settimana fa a Milano? Remigrazione, altro che Vannacci, ragazzi miei, e non ottieni nulla se fai il pappagallo. Rula Gebral, pagina 15, tornando sulla tragedia in Emilia, la Lega vuole le deportazioni, la cittadinanza non è una patente. La giornalista dice antidemocratiche le proposte della destra, l'unica strada è l'integrazione. L'intervista è di Valeria D'Autilia. La vera svolta contro estremismi, violenza razziale e radicalizzazione si ottiene con più integrazione, collaborazione, alleanza con le comunità, quindi festeggiando il Ramadan e tutte queste cose, facendo visitare ai bambini le moschee. Questa è l'alleanza con le comunità. Oh, non ci avrà mica ragione la Rula Gebral, Non è che adesso sto diventando comunista. Rula Gebral, giornalista e scrittrice italiana di origine palestinese, esperta di politica internazionale, guarda i fatti del mondo con un'analisi lucida che si incrocia al passato e presente. Dal suo osservatorio c'è una linea sottile che attraversa i più recenti episodi di cronaca. E così l'omicidio di Bakari Sacco a Taranto, e quello siamo incazzati tutti quanti, perché anche il barista non l'ha soccorso. Io non lo so se c'era di mezzo il razzismo o la mafia o la giustizia che si fanno da soli in certe parti d'Italia dove non sempre ancora oggi lo Stato c'è. Quindi tra questo esempio e l'attentato terroristico alla moschea di San Diego, cosa c'entra la moschea di San Diego? Hanno tutti un filo comune. Lei dice: viviamo in una società globalizzata in cui le destre suprematiste governative condividono un'unica ideologia politica basata sulla criminalizzazione collettiva delle minoranze, viste come il nemico interno. Il razzismo omicida tocca tante comunità. E qua mi fermo, dovete solo dirmi, secondo voi è così? Perché potrebbe avere ragione lei. Scrivetemi che siate di destra o di sinistra, 340-6709-659, vi meritate il quotidiano La Verità, che scrive in prima pagina: se esci di casa per uccidere cristiani, ci facciamo la canzone? Se esci di casa per uccidere cristiani, per i PM non esiste la premeditazione. Sembra più un'omelia, devo dire. Sì, oggi divento padre. A Salim non contestano neppure le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Siamo rimasti tutti male ieri davanti a questa cosa. Non è successo niente, era solo un po' incazzato. L'inchiesta sull'autore del macello di Modena parte morbida. Con queste premesse finirà in clinica. Ci avete pensato a sta cosa? L'avvocato lo ha già chiesto e sarà liberato dopo pochi anni. Ma il GIP dice: volevo uccidere più persone possibili e non pare a causa del disturbo sono dei disturbi in antenna, schizoide. Pericolo di fuga, forti legami in Marocco. Questa è la prima pagina della Verità, che poi mette in prima pagina la foto di questi due. Ma chi è che sono questi che non riesco a riconoscergli? Francesco, chi è questo? Chi sono questi due qua? Sta mangiando. Cos'è che stai mangiando? Una pera, vedete? Il regista si è fatto la pera perché oggi è una giornata particolare. No, te la lascio pure fare la pera. È Vannacci che accoglie la Ravetto che ha lasciato la Lega. Oh, è l'effetto della pera, ragazzi. Guarda che la pera fa venire la cagherella e non è che poi dopo mi molli, dici devo andare in bagno, vado via. Sta attento. Bene, occhio a Vannacci.
il suo partito cresce e imbarca i delusi del centrodestra. L'alto lai di Paolo Del Debbio, che segue poi a pagina 11, è vero, imbarca i delusi del centrodestra, ma poi che cosa succede, scusate? Che cosa succede? Guarda, ci vado subito. Il partito del generale ha già raggiunto i 50.000 iscritti, scrive Paolo Del Debbio, che non è certo di sinistra. Numeri notevoli, ma snobbati dalla maggioranza. Grave errore, perché l'ex Parà attira i voti delle periferie dei disillusi che si aspettavano di più dall'esecutivo. Problema, ribadisco e discoriba, che quando sei all'esecutivo non puoi fare certe cose perché c'è il Colle che ti guarda, perché c'è l'Europa che ti guarda. Guarda che noi ci siamo già passati come Lega, ragazzi miei. Abbiamo litigato con l'Europa per parecchi anni, non vi ricordate? Per cui l'ultima frase che dice il Del Debbio: errore grave da matita blu sarebbe quello di prendere Vannacci sotto gamba, perché qualcuno potrebbe trovarsi il femore spezzato. Oh, che allegria, ragazzi miei! La verità, lo ripeto ancora una volta, che facciamo la fine del campo largo se ci dividiamo, soprattutto nel nostro caso che stiamo dicendo, Lega e Vannacci, le stesse identiche cose. Santa polenta! C'è qui Parlamento, per fortuna adesso parliamo davvero di cose importanti. Qui Parlamento. E grazie per essere con noi all'onorevole della Lega Giampiero Zinzi. Ciao! Buongiorno, ciao Sammy. E allora, senti, no, parliamo veramente di una cosa importante. Già da tempo se ne parla sui giornali, ma sempre nelle pagine interne, non si dà importanza. Adesso si comincia a fare sul serio, si parla del DDL nucleare. Ieri Picchetto Fratini, intervistato, l'ha detto chiaramente: il nucleare serve. E ti chiedo naturalmente un aggiornamento sullo stato dell'arte. Cosa sta succedendo su questo fronte? Perché dire che siamo in una situazione grave è poco. Abbiamo visto il problema delle fonti, bisognerebbe riuscire a fare quel famoso mix di cui si parla da 40 anni, ma il nucleare è imprescindibile e chi non ce l'ha fa la fine dell'Italia. Giampiero Zinzi. Lo vediamo in bolletta. Non essere indipendenti sul piano energetico comporta che nelle tasche dei cittadini ci sono meno soldi, perché l'energia costa cara e di conseguenza costa tutto più caro. E allora, come da programma della Lega, ci siamo portati avanti perché vogliamo che l'energia nucleare sia un asset del nostro paese. E in queste ore è in discussione in Commissione Ambiente il disegno di legge delega sul nucleare. Significa che il Parlamento studia una bozza, approva un disegno di legge che delega il governo ad attuare tutto quanto necessario per ripartire il 31 dicembre di questo anno con l'energia nucleare in Italia. Oggi ci sarà il mandato al relatore, significa tecnicamente che il disegno di legge delega va in aula la prossima settimana e quindi siamo pronti per ripartire, perché questo serve all'Italia a rendersi più competitiva, ripeto, a tutela delle famiglie, a tutela delle imprese italiane, e noi abbiamo già un'idea dal punto di vista tecnico di come attuare il nucleare in Italia, perché ci sono tantissime esperienze nel mondo che trattano per l'appunto la fissione e che diventano la base di partenza per piccoli reattori nucleari che consentiranno al nostro paese di essere indipendente dal punto di vista energetico rispetto a grandi paesi e grandi potenze, e penso al gas russo, e non solo, che oggi chiaramente condizionano dal punto di vista dei costi e dal punto di vista della fruibilità anche le politiche energetiche del nostro paese.
Ma certo. Il nucleare di oggi è diversissimo da quello del passato, è il cosiddetto nucleare pulito, e anche i reattori non pensate che sia la gigantesca centrale nucleare, eccetera, sono molto piccoli e chiaramente potentissimi. E poi, come dicevo prima, Zinzi, alla fine non è che vuol dire ci affidiamo all'energia nucleare, eccetera. C'è sempre quel mix che vuol dire anche pale eoliche, vuol dire pannelli solari, vuol dire utilizzare un po' di tutto, o no? Sì, quello è un presupposto. In Italia con le rinnovabili siamo già molto avanti, ma non basta. Per cui la neutralità tecnologica, che è il principio che insegniamo, deve consentire all'Italia di non essere dipendente da una sola fonte energetica. Peraltro non lo diciamo solo noi. L'altro ieri lo ha detto anche Prodi, che parlando al Partito Democratico spiega che l'energia nucleare è indispensabile per il nostro paese. Per cui l'abbiamo ricordato, abbiamo detto al Partito Democratico: ascoltate per una buona volta Prodi quando dice una cosa sensata, perché ne ha dette di poco sensate per tanti anni. Per una volta che dice una cosa giusta, ascoltatelo. Quindi l'energia nucleare, con il disegno di legge delega in approvazione in questi giorni alla Camera, diventerà e tornerà ad essere finalmente realtà. Capite, signore e signori, l'importanza di essere al governo? Lo so, la burocrazia è un elefante che si muove, ma ragazzi, questa è l'Italia. Però quando ci sei al governo porti avanti le cose. Se esci dal governo o se esci da un partito che sta al governo, puoi soltanto fare il pappagallo. E qui ci fermiamo. Giampiero Zinzi, non posso che ringraziarti e augurarti buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro, grazie. Qui Parlamento. Grandissimo Zinzi. Buon mattino, 8:56, mi avete acceso solo adesso? Che cacchio avete fatto fino adesso? Oh, vi ricordo che tra mezz'ora, alle 9, un po' di più, 9:35, sul sito di Radio Libertà trovate il podcast di questa rassegna stampa, quindi potete scaricarla, spedirla a parenti o amici, o naturalmente condividerla anche semplicemente da Facebook, da YouTube, cercando Radio Libertà. Ritorno sul quotidiano La Verità, anche questo potentissimo, e anche questo ci sono un po' di polemicuzze ancora su Modena, pagina 3, senti qua: se uccidi italiani la premeditazione non c'è. Ma tra gli editoriali anche del nostro direttore Sallusti, che sentirete alle 9:30, ieri diceva su Rete 4 Giovanni che sopra le Alpi è terrorismo e sotto le Alpi, cioè qua da noi, non è terrorismo se succede una roba del genere. Una roba un po' strana che fa venire sempre i dubbi su una certa giustizia, ma a quanto pare siete tutti contenti di questa giustizia. Salim ha definito i fedeli cristiani di merda, minacciato di bruciare il crocifisso e poi ha travolto persone innocenti in centro città a Modena. Eppure tutto questo non è bastato ai PM per contestare all'uomo reati più pesanti. Una decisione che impatta anche sulle vittime. Lo scrive oggi solo il quotidiano La Verità, che è poi la meditazione di Maurizio Belpietro. Pagina dopo, altra roba potente: accettate l'idea che l'Islam ha poco di buono, lo scrive Silvana De Mari. C'è una realtà in Occidente che non vogliamo affrontare, quella scritta nel Corano. È anche una religione di odio che tollera le stragi. Se ci rifiutiamo di fare i conti con questa cosa, saremo schiacciati come scarafaggi. L'attacco in Emilia-Romagna ne è la conferma. Mette paura questo articolo di Silvana De Mari oggi sulla Verità, ma è veramente da leggere. È chiaro, io qui non ho il tempo, dovrei fare una rassegna stampa di tutto il giorno, e non dategli l'idea al nostro direttore, per favore, che poi me lo dice: oh Sammy, ho sentito che vorresti fare. No! Io mi metto sul tavolo gli argomenti, poi dovete alzare il culo, andarvi a comprare un quotidiano, almeno uno alla settimana, o chiaramente queste idee le trovate anche su internet, certo, le trovate anche lì. Giro di nuovo la pagina e tra le
le argomentazioni del giorno. Mentre Trump attua la remigrazione, da noi l'integrazionismo batte cassa. Per la sinistra l'attentato di Modena non segna la crisi di un modello, al contrario ci dovrebbe costringere a foraggiare ancora di più le fallimentari strutture dell'accoglienza. Quindi fa niente se non si vuole integrare, noi continuiamo a foraggiare, a pagare, a fare, facciamoli fare i corsi di cucito ai clandestini, certo che si integrano, poi certo loro fanno finta, applicano la tachia, già si nascondono, raccontano palle e quando meno te l'aspetti vedi cosa ci combinano. Oh, mica tutti così, non facciamo di tutta l'erba un fascio, però chi si macchia di questi reati, via! Ed è lì che ora la destra deve tagliare, lo scrive Boni Castellane, siamo sulla verità, Boni Castellane, e si parla appunto dell'accoglienza. Forse siamo un po' troppo accoglienti? Punto di domanda. Nella pagina successiva, dopo l'espulsione, non c'è diritto d'asilo, e questa è una notizia che arriva dal punto di vista tecnico. La Cassazione ha fissato un punto importante: i clandestini che lasciano decorrere i termini per uscire dal paese non possono accedere alla protezione internazionale per guadagnare a tempo, quindi se hanno l'espulsione non possono dire sono diventato gay, no, non possono, oppure c'ho un raffreddore, non posso andare a casa mia. È stato scardinato uno dei trucchi legali più utilizzati dagli irregolari. Sì, ricorrere alla protezione internazionale. È interessante, Pietro Dubolino, presidente di sezione emerito nella Corte di Cassazione, ne parla con un paginone solo sul quotidiano La Verità. Giro di nuovo la pagina e chiaramente, signori, si arriva anche a Bannacci che imbarca i delusi e decolla il centrodestra non lo sottovaluti, l'articolo, l'editoriale di Paolo Del Debbio, ci mancherebbe, non lo sottovalutiamo mica, dice le stesse cose che dico io e quindi gli vogliamo bene certamente, però insomma la stessa cosa vai con le varie Lega Alpina Lombarda, torniamo agli anni 80-90, il patto per il nord, capito? Cioè, diciamo le stesse cose, dividersi fa proprio ridere i polli. Ci sono tutti i polli che stanno ridendo. Per chi ci segue dalla Val d'Aosta, sicuramente oggi ne parla anche il quotidiano La Verità, il pasticcio del governatore arriva sul tavolo della Meloni, se ne occupa Enzo Blessent, interrogazione parlamentare di Fratelli d'Italia sul caso del presidente decaduto e reintegrato. Se ne volete sapere di più, ne parla oggi il quotidiano La Verità. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Oh, dai, no, non si può rimettere da capo. Guarda che, cioè, roba buona del genere non si sente più. La mette da capo davvero. Bravo, ottima idea. Grandissimo! Oh, questo ce lo sentiamo la mattina dalle 7:30 alle 8 e ci fa da sottofondo il chitarrista Roberto Salis. Lo chiamavano Trinità. Se avete più di 60 anni la conoscete a memoria, se siete un po' più giovani l'avrete sentita in qualche clip su internet. Roberto Salis, un numero immenso di ascolti e di visualizzazioni per il remake della colonna sonora dell'omonimo film con Bud Spencer e Terence Hill. Lo chiamavano Trinità, e la musica del grandissimo Franco Michalizzi, che adesso si è messo anche a produrre giovani artisti, veramente interessante. Bravo Roberto Salis. Oh, cercate su YouTube questo pezzo, ha tantissime visualizzazioni, una roba paurosa. Il buongiorno si sente dal Varine. Questa è una rassegna stampa interrotta ogni mezz'ora da un pezzo musicale indipendente, qualche intervista con i nostri politici. Abbiamo sentito Zinzi che ci dà speranza sul fatto nucleare, e poi ascolteremo Massimo Garavaglia alle 11 e ci parlerà del famoso sforamento o deroga al patto di stabilità, insomma i soldi dove li prendiamo. Intanto le polemiche del giorno le state lanciando voi attraverso i vostri WhatsApp al 340 67 09 659. Vi ho già promesso che ve li leggo tutti, qualcuno adesso, qualcun altro alle 11, ma oggi faccio anche il terzo tempo dalle 12 alle 12:30, feste e sagre in È tutto un magna magna. Ho capito, questo l'ho già letto, si fanno passare per matti terroristi islamici così le assicurazioni sborsano meno risarcimenti, ma non è il caso, pare invece che Buongiorno, naturalmente chissà perché tra le tante inutili notizie dei giornali, chissà per quale strana coincidenza del destino, quando i governi devono fare danni al proprio popolo succede sempre un fattaccio per sviare l'attenzione. Il ministro Schillaci, calpestando ogni norma con una circolare, permette di vaccinare con preparati ricombinati polli e tacchini in Lombardia e Veneto. Altro strano caso di cui le carni non potranno essere vendute all'estero perché pericolose, ma solo agli italici idioti, senza specifiche in etichetta. Per non parlare dei bovini già strafatti. Sarà per favorire il Mercosur? Il dubbio viene, ma stiamo cercando di capire, ok? Vado avanti. Giorgetti e succube di Draghi, dice questo, ma io ti dico spero assolutamente in Giorgetti. Buongiorno grande Sammy, oggi riesco a sentirti in diretta. Ravetto, come tutti, finché sei in Lega sei mio fratello e lotterò con tutte le forze per te. Appena te ne vai torni lo sconosciuto che eri prima. Riguardo al resto, purtroppo il centrodestra perderà le prossime elezioni perché noi siamo soli. Fratelli d'Italia
l'Italia è più impegnata a compiacere l'Europa e non scontentare i governi esteri. Avete mai sentito uno di loro a prendere posizione contro l'Islam in Italia, a schierarsi contro le follie europee o contro l'immigrazione clandestina? Lo so, è una posizione quella della Meloni pericolosa, cammina sul filo, ma è bravissima. Proponevano il blocco navale e li hanno votati. Forza Italia è comandata esternamente da un proprietario di TV e sua sorella che passa più tempo a dire contro gli alleati di centrodestra che occuparsi di editoria. Quindi noi andiamo avanti con la nostra linea e cerchiamo di buttare fuori più gente possibile che con noi non c'entra niente. Per noi ci vorrebbe un nuovo Morisi, perché non contrasti le balle di giornali certi e TV tutte. Il tuo messaggio non passerà mai altrimenti. Bravo Fabio. E bravo anche era Morisi, certamente, che poi gliene hanno raccontate di cotte e di crude per farlo fuori. Vi sentite genuini? In 40 anni di Lega nemmeno le pensioni avete difeso. Ora sventolate l'unico tema che vi rimane, l'autonomia senza soldi, ci dice Ferdinando, che porta una sfiga della miseria. C'è anche un audio sul cursore, sentiamo che cosa dice. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti i radioascoltatori, Giovanni da Bergamo. Allora, caso Ravetti, signora Ravetti, invece di imprecare, inveire, perché non invitare la signora Ravetti, l'onorevole Ravetti, in radio o farle un'intervista magari un pochino più distaccata, cercando di capire quali sono le sue ragioni che l'hanno spinta ad andarsene? Magari si riuscirebbe a capire dove si sbaglia, se si sbaglia. In ogni caso si potrebbe solo che migliorare. Grazie, buona giornata, Giovanni da Bergamo. Caro Giovanni, hai avuto un'idea originale, devo dire. Se fossi io il direttore di questa radio, probabilmente l'avrei chiamata questa mattina in apertura di rassegna stampa quando ho fatto un po' di show, un po' di teatro, se ve la siete persa. Ritrovate tutto nel podcast o su Facebook. Sì, l'avrei chiamata alle 7:30, e tanto chiaramente abbiamo il suo numero privato, gli avrei detto «Uè, cazzona!» Così gli avrei detto, te l'assicuro, poi ci si scherza, anche siamo parlati per tanti anni, abbiamo lavorato insieme per la Lega, eccetera. Non fatemi venire la tentazione, basta, torno a fare la rassegna stampa, va bene, lo so che poi voi vi eccitate a fare queste cose, vi dite, guarda, già arrivano i messaggi, sì, bastardi, giro la pagina, dai, ridiamo un po', no, ridiamo, noi andiamo avanti comunque, ragazzi, solo la Lega può portare avanti queste cose, solo se si resta al governo. Se esci dal governo o esci dalla Lega, fai solo il pappagallo o il cagnolino, bau 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 bau, spezzi il centrodestra che non serve più a nulla a questo punto se non per litigare, e imiti il campo largo del centro-sinistra, dove non c'è una proposta unica. Guardate quando si fanno le mozioni, quante ne fanno di mozioni, ragazzi? Vogliamo fare la stessa fine del centro-sinistra? Non fatemi ridere, io che non capisco niente di politica, tu pensi se io capissi qualcosa. Giorgetti spinge il super falco dell'Unione Europea ad aprire gli aiuti per il caro energia. Ragazzi, robe importanti, a pagina 18 della Verità. Ora Dombrovskis tratta e ha detto questa frase che sembra una frase un po' da deficiente nel senso che gli manca qualche cosa, no, lui era serio, ha detto esaminiamo la richiesta dell'Italia, la famosa lettera della Meloni che da un po' di tempo che gliel'ha scritta e la stanno esaminando. È una roba seria, non scherziamo. Polemiche sulla mozione del centrodestra per le spese NATO, li abbiamo viste, ne riparla oggi a pagina 18 La Verità, è il tentativo di far capire, io non so se c'entri la Lega o Fratelli d'Italia, eccetera, che forse sono più importanti, le bollette italiane sono più importanti rispetto alle armi, alla guerra in questo momento. Che ne pensate? 340 6709 659. Ditemi il vostro pensiero, che è importantissimo, altrimenti vado sul Corriere. Il Corriere della Sera titola Flotilla, spari e arresti in mare, titolo principale, e sinceramente io mi fermerei qua. Tu dici, ma come, se tutto qua il Corriere? Sì, perché secondo me non c'è nient'altro di interessante, almeno
per uno che fa una radio che si chiama Radio Libertà e che vorrebbe dire cose un po' diverse. No, naturalmente i titoli ci sono, recuperati i 2 sub persi nella grotta senza più aria, e proprio in questo momento si parla anche degli altri corpi. Il sito del Corriere dice: recuperati i corpi delle ultime 2 sub italiane. Fonti maldiviane dicono: la prof Montefalcone indossava una tuta corta non adatta a quelle profondità. Questa è l'apertura del sito del Corriere. Vediamo anche Repubblica: Maldive, recuperati gli altri 2 corpi dei sub e sono di Sommacalle e Odennino. Ci rispostiamo sulla carta stampata. Anche sul Corriere, naturalmente, la vicenda di Modena. El Caudri resta in carcere, voleva la strage, ma per il PM non è terrorismo, ok? E anche questa cosa, capite che ha un suo significato. Dove si vuole andare con questa inchiesta? Il Fatto Quotidiano e le sue polemiche: gli si è ristretto il riarmo, scrive in centropagina oggi il Fatto Quotidiano. 5% irrealistico. Crosetto blocca la mozione Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia. Gli si è ristretto il riarmo. Governo bollito. È chiaro che da sinistra poi dicono il governo è bollito, non capiscono che forse è... Te l'ho detto, se sei al governo c'è l'Europa che ti guarda, l'America con cui hai appuntamento tra qualche tempo, e lassù poi c'è anche il Presidente della Repubblica. Non è semplice per niente. La maggioranza chiede di revocare l'impegno NATO, poi si rimangia tutto. Un successo delle opposizioni unite. Lascia stare questa cosa delle opposizioni unite che fanno 1000 mozioni. Lascia sta per Piasè. Giro anche a questo punto sul quotidiano Il Tempo, più potente che mai. Aveva ragione Il Tempo, ma quale matto? Ora lo dice anche il giudice. Mentre incredibilmente la procura di Modena esclude terrorismo e premeditazione, il GIP nega che l'attentatore abbia agito per disturbi psichici e sottolinea che Salim voleva colpire il maggior numero possibile di persone. E poi parla Il Tempo di questa belva ipertecnologica che è Salim, questo disoccupato Salim, non contento della sua posizione, perché lui, essendo laureato, voleva fare tante cose, ha dato la colpa a noi occidentali. Ribadisco, è la Francia delle banlieue questa. Aveva 5 telefoni, un tablet, 2 hard disk, 2 chiavette USB, 4 computer, una PlayStation e password per criptovalute. Un lupo solitario oggi potrebbe agire proprio così, iperconnesso e spietato. Così scrive oggi in prima pagina il quotidiano Il Tempo. Tra le segnalazioni in prima pagina l'articolo di Suad Bai che parla della tachia e quel manuale del moderno jihadista. Matteo Cassol che scrive Salvini bersaglio perfetto della redazione del Bene. E poi Andrea Nardi, pericolo Islam, siamo già in ritardo di 25 anni, signori. Se cercate anche voi quello che cerco io, oggi Il Tempo lo dovete assolutamente recuperare. Non sempre si trova qui al nord, ma se lo richiedete ve lo procurano. È quella radicalizzazione online più pericolosa del terrorismo, i rischi legati alle nuove tecnologie. Ne parla Andrea Venanzoni a pagina 2 del quotidiano Il Tempo. Ma quale matto? Procura e difesa allineate, ma la GIP nega che abbia agito per problemi psichiatrici. Attenzione, se l'attentatore fosse stato italiano, la sinistra lo avrebbe bollato come razzista. La doppia morale di chi non vuole vedere la realtà che ha contribuito a creare 2 pesi e 2 misure. Ma poi finalmente a pagina 4 del Tempo il giochino assurdo della sinistra, Salvini capro espiatorio, i giornaloni parlano di lui per non occuparsi di Salim. I media progressisti contro il leader della Lega. Solo Repubblica lo nomina 34 volte, ma è una strategia per occultare le inquietanti domande sull'attacco di Modena. Matteo Cassol, un paginone ragazzi, tutto vostro, ma di spalla, signori, c'è Anna Maria Cisinte che dice chi odia il nostro paese
non può restare. Faccio mea culpa, sì, faccio parte di quei cattivoni odiati dalla sinistra e bersagliati dai predicatori radicalizzati e che credono che l'immigrazione di massa regolare e irregolare abbia portato in Europa milioni di extracomunitari di musulmani senza alcuna volontà di integrarsi e che abbia contribuito alla diffusione dell'estremismo islamista, mettendo così a rischio la nostra sicurezza e le fondamenta della nostra libertà e della nostra identità. Fondamenta queste costruite con il sacrificio dei nostri padri, delle nostre madri, dei loro genitori, spesso a costo della vita. Le responsabilità? Ideologia, interessi economici delle multinazionali, complicità di una sinistra che da Roma e Bruxelles ha spalancato le porte all'immigrazione, arrivando a rinnegare se stessa, i nostri principi liberal-democratici e perfino la nostra cultura. Abbiamo visto coprire statue, cancellare simboli del cristianesimo, piegare la nostra identità per paura di offendere chi della nostra identità fa carta straccia. Ci siamo fatti azzerare per far entrare l'Islam più violento e radicale. Ora quelli di sinistra li hanno trasformati nei loro nuovi elettori. Cittadinanze regalate, permessi concessi con troppa facilità, integrazione proclamata a parole ma troppo spesso fallita. Per scappare dalle proprie responsabilità sono gli stessi che riducono il gesto di Modena attribuendolo a un pazzo da comprendere e giustificare e addirittura accusano Salvini e la Lega perché denunciano il fallimento di un sistema che ha concesso cittadinanze senza pretendere il rispetto delle leggi e dei valori italiani, gridando allo scandalo perché ora proponiamo di cambiare le norme. Ma il danno forse ancora più grande è un altro, una società anestetizzata dal politicamente corretto, incapace perfino di difendere se stessa, che parte dal lavaggio del cervello che il sistema di sinistra fa ai bambini fin dalle scuole elementari. A Marostica lo abbiamo visto, un clima che permette all'islamismo radicale di avanzare, di colpire, di imporre paura e sangue nelle nostre strade, e guai a dirlo. Noi invece lo diciamo, anzi lo crediamo, perché è arrivato il momento di difendere davvero gli italiani, la nostra sicurezza, il futuro della nostra nazione, e siamo pronti a farlo con una rivoluzione delle regole su permessi di soggiorno e cittadinanze. Chi rispetta l'Italia e gli italiani è il benvenuto, chi si macchia di crimini, non rispetta le regole e odia il nostro paese, non può restare. TV, media, giornali compiacenti non ci anestetizzeranno, sto campionando, anestetizzeranno. Che ne pensate? Il bello articolo di Anna Maria Cisinte, europarlamentare della Lega, oggi sul Tempo. 340 6709 659. Questo paginone è tutto vostro, Si parla della gita scolastica alla moschea, in quinta elementare ad Ancona, si parla di quel filo rosso che lega Salim alle baby gang dei Maranza, quando l'inclusione diventa rabbia, rifiuto delle regole, disprezzo verso il paese che li ospita. Bellissimo anche questo articolo di Alessio Gallicola. C'è un filo sottile che unisce il folle gesto di Modena ai fenomeni delle baby gang e dei Maranza. Non è il colore della pelle, non è l'origine etnica, nemmeno la povertà in sé, è qualcosa di più profondo e più pericoloso. Il fallimento di un'idea di integrazione culturale e identitaria che ci siamo raccontati per decenni. Ragazzi, imperdibile anche questo articolo. Siamo sul quotidiano Il Tempo di quest'oggi. E non è finita. Pagina 5. I terroristi islamici, quasi tutti nordafricani, con la cittadinanza UE. Il 76% degli attacchi è commesso da cittadini europei di seconda o terza generazione, immigrati regolarmente. A scrivere l'articolo la grandissima Francesca Totolo. Il politicamente corretto ha ormai cancellato il termine attentato dal dizionario della narrazione della società multiculturale. Ora sono le auto che sfalciano i passanti in strada, non gli autisti a bordo, i quali poi vengono immediatamente discolpati perché affetti da problematiche mentali. La responsabilità dell'odio degli italiani contro gli stranieri. Mi fermo qua, ragazzi, ma anche qui lo trovate anche su internet l'articolo di Francesca Totolo e quest'oggi sul quotidiano Il Tempo. Suad Sbai, il suo trafilettone di spalla, pagina 5 del Tempo, dice: la tachia
dissimulazione nel terrorista. Ragazzi, mi sembra di tornare indietro nel tempo. Io di queste cose parlavo nel Padania Sveglia che conducevo dalle 6 alle 7:30 del mattino 10 o passa di più anni fa. Capite? Sono sempre qua. Il problema è che sono peggiorate le cose nel frattempo. Sono aumentati gli islamici, è aumentata la taqiyya, è nato il partito islamico. E dove stiamo finendo? E poi uscite dalla Lega, perché così cercate di fare di più? Nel lessico islamico esiste il termine taqiyya, una parola che nella traduzione sciita indica la possibilità di nascondere la propria fede in caso di persecuzione. Se storicamente, come ricorda il teologo Fadlallah, questa nasce come pratica difensiva di una minoranza oppressa, nei decenni il concetto è stato totalmente distorto dal terrorismo jihadista moderno, fino a diventare la sua strategia più inquietante, ovvero la dissimulazione totale. Mi fermo perché fa paura, poi mi fa venire in mente il mio pizzaiolo che fa delle pizze buonissime, chiaramente è egiziano, giù di lì, e io spero sempre che un giorno non mi avveleni, scoprendo che lavoro a Radio Libertà, naturalmente. Giro di nuovo la pagina, signori. Già no, anzi, scendo un po' più in basso, siamo sempre qua. Andrea Nardi, il momento di agire è ora. E siamo già in ritardo di 25 anni. L'avanzata delle popolazioni musulmane infarcite di religiosità intollerante, cruenta e pericolosissima e ha già fatto danni. Possiamo ancora farcela, ma non dobbiamo aspettare oltre. Cosa vi dicevo? Siamo sul crinale, ragazzi. Il fatto che siano intervenuti a Modena anche degli immigrati a cercare di fermare quel pazzo, punto di domanda, è un bellissimo segno. Vuol dire che ancora ci possiamo salvare, ragazzi. Ma siamo lì, stiamo per cadere nel burrone. Bisogna agire facendo leggi più cattive, punendo chi non rispetta la nostra Italia, chi non rispetta noi, le nostre tradizioni, e rimandandolo al proprio paese. Questo è il mio pensiero. Se non la pensate come me, 340-6709-659. Tra 5 minuti io me ne vado, lascio agli altri colleghi della rete, a Sallusti, a Cainarca, ma alle 11 ritorno e quindi leggo tutti i vostri messaggi. 3 trafiloni a pagina 9, interessanti tutti e tre. Ravetto lascia il carroccio e va con Vannacci, l'abbiamo già celebrata, ma anche De Angelis, parla il fondatore dei circoli del mondo al contrario. Appena Vannacci si è buttato a fare questi circoli, era lui, Norberto De Angelis, a portarli avanti, fondatore dei circoli Il mondo al contrario. Lascio FN, il partito di Vannacci, e passo alla Lega. Il generale finirà come il Movimento 5 Stelle. Tan, da, da, da. Terzo articolo, campo in frantumi, questa volta il campo largo, anche la destra non sta benissimo, avete visto, grazie a chi si inventa i partiti. Anche il PD perde pezzi. Picerno verso l'addio. No! Pina Picerno, europarlamentare del PD, vicepresidente del Parlamento europeo, un volto molto noto del PD, e pare che stia lasciando il PD. Ma non ci credo, ma come mi dispiace. Cosa c'è? Pensate che non sia serio? Ma che cavolo, mi dispiace davvero. La Repubblica, Israele spara sulla flotilla. Titolo principale, ma subito sotto spese NATO, destra nel caos. Di questo chiaramente ci sarà una eco abbastanza lunga, secondo me, nella giornata di oggi. La maggioranza presenta e poi ritira una mozione sulla revisione del famoso 5% alle armi. Al Senato spunta una mozione del centrodestra che chiede di rivedere l'obiettivo del 5% per le spese per la difesa, così come era stato concordato in ambito NATO, alla luce della situazione economica e delle priorità nazionali. Poi il passaggio viene eliminato. Chiaramente io penso che ci sia qualcosa di molto popolare in questa scelta che si sarebbe voluto portare avanti. Poi certamente
abbiamo capito la Meloni in che condizioni è davanti all'Europa che ti guarda, davanti all'America soprattutto che devi incontrare prossimamente. Possiamo capire, punto di domanda, cosa avreste fatto voi? Questa radio è un laboratorio politico, ragazzi. Siamo qui per raccogliere le idee di voi ascoltatori, le buone proposte, ma anche le proteste, le portiamo direttamente ai nostri parlamentari, capito? Quindi se mi scrivete un WhatsApp al 340 6709 659, io lo inoltro a chi di dovere. Pagina 6, l'offerta di Bruxelles a Roma, i soldi del PNRR per gli aiuti. Guarda che questo è interessante, visto che non si può fare scostamento, bisogna vedere, secondo me lo facciamo lo stesso, la Commissione UE suggerisce di usare i residui del PNRR e i fondi di coesione per far fronte al caro energia. Fino a 5 miliardi di euro senza scomodare la clausola di salvaguardia. Ne parla Claudio Tito a pagina 6 del quotidiano Repubblica, un'offerta da presentare all'Italia in grado di mettere sul piatto della bilancia fino a 5 miliardi di euro senza scomodare la clausola di salvaguardia nazionale invocata da Giorgia Meloni, che allo Stato non è praticabile. La Commissione europea cerca un exit strategy per consentire all'Italia di affrontare la crisi energetica senza toccare il patto di stabilità. E qua ci fermiamo, certamente vi ho messo sul tavolo un ulteriore argomento bello. Chiaro che poi c'è la questione accise, ormai è certo, nuova proroga per gli sconti fiscali, per fortuna che c'è Giorgetti, è caccia alle coperture. Si va in quella direzione, siamo al lavoro, ha detto Giorgetti, il governo tenta di dare sostegno ai camionisti per scongiurare lo sciopero. Avanti con le notizie da Repubblica. Il paginone a pagina 8, caos, spese per la difesa, la destra dice no al 5% NATO, ma poi fa dietrofront, lo chiamano pasticcio, io li chiamerei segnali, una trappola della Lega, il testo sconfessa Meloni e Crosetto, impone lo stop. Tommaso Ciriaco commenta questa cosa a pagina 9, la proposta che mette in difficoltà la Premier, quella la famosa del 5% con Trump, inserita a sorpresa nel testo lunedì sera su input del salviniano Romeo, segnale contro i fondi UE di SAFE, documento scritto da Craxi, cortocircuito con Palazzo Chigi e insomma pare che all'interno del centrodestra qualche ideuzza di come destinare meglio questi soldi ci sarebbe. L'OMS, Ebola, già, abbiamo appena finito con quell'altro virus, adesso ne arriva un altro. Ebola sempre più veloce, controlli per chi arriva in Italia, pagina 18 di Repubblica. L'organizzazione lancia l'allarme, contagi molto rapidi, colpa di un ceppo raro ancora privo di cure e di vaccini. Quindi se avete amici o parenti che devono arrivare dal Congo o dall'Uganda, ocio. Giro di nuovo la pagina. Anche qui naturalmente Ravetto lascia Salvini per Vannacci, molto presto altri la seguiranno e nel paginone a pagina 21 di Repubblica si cerca di capire cosa sia successo, ma la Ravetto non ha detto assolutamente nulla e neanche Salvini ha detto niente. Domani ci sarà la presentazione ufficiale della Ravetto che va con Vannacci, liti sui soldi, AD e sondaggi, il generale spaventa il capitano, una calamita per gli scontenti. Chiaramente siamo su Repubblica che ci va a nozze ed è un retroscena, ma se ci volete ridere un po', è chiaro, la Lega chiede sempre un contributo da parte di ogni parlamentare, molti parlamentari sono in ritardo con i pagamenti, molti pagano una volta all'anno e qui ci fa polemica, è logica, ci fa nozze e io non ci faccio più niente perché è finito il tempo. Chiamali, guarda, io volevo 30 secondi, volevo soltanto questa cosa su Repubblica, pagina 31, che riguarda me, riguarda te, riguarda tutti quelli che fanno questo lavoro anche con la voce. Pagina 31 di Repubblica, fermate i ladri di voce.
Doppiatori e cantanti la brevettano contro l'intelligenza artificiale. Giusy Ferreri è stata la prima cantante in Europa a depositare il suo marchio vocale. Basta una frasettina detta con la nostra voce e si fa in modo che non venga utilizzata dall'intelligenza artificiale, che ne so, per dire io Sammy Varin voto comunista, non lo dirò mai, non lo dirò mai.